Ben ritrovate cattoliche dintorni. È stato un pomeriggio all'insegna dello spettacolo insieme ad una colonna portante della televisione italiana, ovvero Lorella Cuccarini, che in dialogo con Giorgio Simonelli e Paolo Taggi ha ripercorso i suoi 25 anni di carriera. Ascoltiamola in questa intervista. Come si fa a rimanere una figura di spicco in un panorama televisivo in continuo cambiamento? Oh, come si fa? Non lo so, non so se ho la bacchetta magica. Io non ci ho neanche mai pensato particolarmente. Credo sia fondamentale rimanere se stesso, assolutamente. E poi soprattutto io sono ancora della vecchia scuola, per cui cerco di studiare, di andare avanti, di migliorare, di capire, di conoscere, perché penso che soltanto attraverso la conoscenza anche di tutti quelli che sono i mezzi, no, nuovi di comunicazione, i programmi che funzionano al mondo, in qualche modo insomma si possa trovare sempre la possibilità di inserirsi anche in un nuovo linguaggio televisivo. In questi ultimi giorni è uscito il suo ultimo libro. Qual è il segreto secondo lei per le donne per mantenersi giovani? Ma intanto il mio primo libro, perché ultimo non lo so, spero di no, ma insomma il mio primo libro in realtà poi non è soltanto il mio libro. Io ho partecipato perché c'era la presenza di due dermatologhe molto importanti che hanno dato, diciamo, risalto scientifico al libro, e devo dire ne viene fuori un libro molto, molto nuovo, unico nel suo genere, perché per la prima volta non è un libro proibitivo, è un libro che parla di alimentazione ma con un punto di vista molto importante su quello che è il valore degli antiossidanti negli ingredienti. E quindi se noi possiamo mangiare bene, conoscere gli ingredienti che contengono più antiossidanti, in qualche modo rallentiamo l'invecchiamento della pelle. Sappiamo che poi per avere una bella pelle ci vogliono anche tanti altri fattori, però insomma in qualche modo se ci pensiamo fin da giovani allontaniamo il problema. Quale consiglio può dare agli studenti che vogliono intraprendere la carriera nello spettacolo? So che farò un tipo di discorso che è assolutamente contrario a quello che è l'andamento del momento, perché certamente i modelli televisivi di oggi sono modelli di ragazzi che arrivano, non si sa per quale motivo, arrivano principalmente perché sono magari caratteri particolari, perché sanno imporsi, no? In qualche modo senza avere una particolare capacità, però io penso che per resistere nel tempo la capacità ci voglia. Cioè io quando ho cominciato avevo 20 anni, sono passati 26 anni da allora, e penso che se non avessi pensato a crescere quotidianamente, a migliorarmi in vari settori, perché io ho cominciato con la danza ma poi ho affrontato tutto, il canto, il teatro, la televisione, la conduzione, ecco, se non avessi fatto così probabilmente sarei stata così un fulmine, sarei sparita in pochissimo tempo. Per cui se si vuole fare questo lavoro perché veramente si ama profondamente, credo che prima di tutto ci si debba armare di grande conoscenza, di grande curiosità e di una grande passione e pazienza. Signora Cuccarini, cosa vede lei nel suo futuro? Io nel mio futuro vedo ancora un sacco di cose, perché pur avendo 46-45 anni, 46 ci dobbiamo arrivare, però mi sento dentro ancora come una ventenne, insomma mi sento più o meno al vostro livello. Difficile forse per voi capirlo, ma probabilmente quando arriverete alla mia età vi renderete conto che l'entusiasmo, soprattutto quando si ha l'amore per fare qualcosa che abbiamo scelto, io credo che noi siamo veramente fortunati, no? Perché io perlomeno sono fortunatissima perché faccio un lavoro che ho scelto fin da quando ero piccola, e quindi mi godo ogni giorno della mia professione, godo di ogni piccola conquista e mi rimetto in gioco come fosse sempre la prima volta, perché questo è un mestiere in cui non si arriva mai, è un mestiere in cui ogni volta si ricomincia da capo e bisogna in qualche modo riconfermarsi, no? Con noi stessi e con gli altri. Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me.
3 studentesse iscritte al corso di Relazioni Internazionali della Facoltà di Lingue della Cattolica sono state ad Harvard per una settimana dove hanno simulato i lavori delle Nazioni Unite con 3.000 ragazzi di 37 paesi al mondo. Andiamo insieme a conoscerle. Alice, Federica e Alice, voi siete state a Boston a simulare i lavori delle Nazioni Unite. Com'è andata questa esperienza? È andata benissimo, sono molto soddisfatta. L'esperienza è stata all'inizio abbastanza strana, perché mi sono ritrovata con tantissime persone che sembravano molto anche più preparate di me, però alla fine sono riuscita così a ingranare e a guadagnare molto anche da questa esperienza. Come siete venuti a conoscenza di questa opportunità? Avevamo saputo che alcune ragazze l'anno scorso avevano fatto la stessa esperienza e speravamo che l'organizzazione delle relazioni internazionali dell'Università Cattolica riproponesse questa esperienza anche quest'anno, e così è stato. Infatti, quando abbiamo visto sul sito che è apparsa la possibilità di ripetere l'esperienza, ci siamo iscritte. C'erano 4 destinazioni: Boston, San Francisco, Singapore e Washington, e abbiamo scelto Boston perché era in un periodo, era soprattutto all'Università di Harvard, e poi in un periodo in cui non avevamo lezioni all'università e quindi potevamo dedicarci completamente a questa attività, sia la parte preparatoria, quindi il corso a Milano, sia poi l'esperienza vera e propria all'estero. Siamo partiti per Boston, ci siamo ritrovati con lo staff dell'Università di Harvard e con altri 3.000 ragazzi provenienti da tutto il mondo, ma soprattutto in gran parte dagli Stati Uniti, e ognuno è andato nella propria commissione. Io ero nella Social Humanitarian and Cultural Committee e tutte noi eravamo nella delegazione della Guinea-Bissau che rappresentavamo. Siamo riusciti a farci valere soprattutto appoggiandoci agli altri paesi africani, formando un blocco, e così in commissione portavamo avanti le nostre idee per portare al successo la nostra risoluzione. È stata una settimana di lavoro. In che modo veniva gestita e organizzata una giornata tipo? Era molto intensa, perché c'erano commissioni sia la mattina al pomeriggio, poi anche le pause pranzo erano saltate, possiamo dire, poi anche commissioni molto tardi la sera, anche fino a 9:30, 10, quindi è stata una settimana di lavoro in commissione totale, full immersion in commissione, e poi l'ultimo giorno c'è stata la votazione finale della risoluzione, che se appunto otteneva il 51% sarebbe passata, e poi la sera Harvard ha messo a disposizione un delegate dance, possiamo dire, quindi tutte le varie commissioni e tutti i delegati si sono ritrovati in questa occasione così conviviale. E ora vi proponiamo un'intervista a Paolo Glorioso, il nostro laureato che sta studiando fisica all'MIT di Boston. Ascoltiamolo insieme. Paolo Glorioso, tu sei uno studente laureato in scienze matematiche qui alla facoltà dell'Università Cattolica di Brescia. Che cosa ti affascina della fisica? Allora, sostanzialmente quello che richiama di più la mia attenzione della fisica è il fatto che, partendo da un insieme abbastanza ridotto di elementi, di concetti, uno riesca a elaborare e a prevedere il comportamento di sistemi anche molto complessi, anche apparentemente molto differenti, molto diversi tra di loro. Ed è proprio questo, quindi il divertimento che sta dietro il combinare questi concetti, questi pochi concetti, per arrivare a delle conclusioni estesissime. Il tuo percorso di studio è molto particolare perché tu hai conseguito la laurea specialistica in matematica al 4º anno e quella fisica al 5º anno, giusto? Il tuo percorso di studio, a parte questo grande successo, come è stato caratterizzato?
Nei primi 3 anni sostanzialmente ho quasi solo sostenuto esami, poi cercavo anche di collaborare con qualche docente nel caso in cui emergesse qualche questione, qualche idea così carina e interessante durante lo studio dei vari corsi, anche perché c'è da dire che in questo posto, con la facoltà della Cattolica di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Cattolica, c'è una certa attenzione per lo studente. Poi i professori qui sono molto competenti, sono molto bravi e gli studenti sono molto ben seguiti, quindi qualora uno studente abbia una qualche questione da sollevare, viene seguito molto volentieri dai docenti e viene sempre data l'occasione di sviluppare le proprie idee. You blew the flame in your eye. Tu vivi a Boston e studi al MIT, giusto? Come sei riuscito ad arrivare a questa meta? Se uno è intenzionato a effettuare il dottorato negli Stati Uniti, deve effettuare un certo numero di test. Nella fattispecie, se uno vuole fare il dottorato in fisica o in matematica negli Stati Uniti, deve fare 3 test, se non è uno statunitense. Uno è un test di inglese per stranieri, poi c'è un test generale, sia di lingua inglese americano che quantitativo, quindi molto generale, lo devono fare tutti, anche gli americani, un po' particolare. E poi c'è un test specifico, nel mio caso un test di fisica soggettivo. Ecco, una volta effettuati questi test, a seconda dei punteggi, uno poi invia l'applicazione, la domanda di inserimento a più università americane e queste università americane scelte selezioneranno il candidato o meno a seconda dei punteggi ottenuti a questi test e a seconda poi delle lettere di raccomandazione allegate alla sua domanda, che sono lettere scritte dai docenti che hanno conosciuto o collaborato con lo studente. Quindi nel mio caso la mia speranza più alta era quella di arrivare al MIT di Boston, appunto, e è andata molto bene perché mi hanno proprio preso lì. I progetti per il futuro quali sono? Dunque, i progetti per il futuro: il dottorato negli Stati Uniti in fisica teorica in 1000 dura 5 anni, quindi il futuro è lì per ora. Vediamo come vanno questi 5 anni, per ora sono promettenti. Si può dire che c'è tutto in quel posto, sia l'università, che ovviamente non ha bisogno di essere presentata. Boston è una città molto vivibile, piena di zone culturali, di risorse sportive e anche ricreative per gli studenti, per la gente che ha veramente l'età di uno studente. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre i venerdì alle 20:45 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.